Siamo alla vigilia del ballottaggio che sceglierà il futuro sindaco di Iglesias. La città è veramente divisa. La prova davanti alla porta del comune della cittadina mineraria. Per chi voterà? Per Grillo. E lei? Per Mauro Pini. La nostra parte sia una condizione, quella di poter dare una speranza per costruire oltre le macerie. Grazie. L'attesa è cominciata intorno alle 22:15, quando le 41 sezioni hanno dato il via allo spoglio di 18.155 schede. E già in via Repubblica, dove i sostenitori di Mauro Pili aspettavano l'esito del voto, si respirava ottimismo. Intorno alle 11:45 in piazza del municipio una folla aspettava il collegamento della RAI, previsto per mezzanotte e mezza. Hanno visto il successo di Mauro Pili nel ballottaggio con Nico Grillo. Vediamo il cartello riepilogativo della situazione. Come vedete, Mauro Pili ha ottenuto il 51,8% con 9.146 voti. Io sono di Rifondazione e ho votato a favore di Pili. Alle 11:30 si poteva dire sicure. Le sezioni tradizionalmente rosse non sono riuscite a fare il miracolo. Ormai abbiamo vinta. Chiedo l'aiuto di tutta la città, anche di chi non mi ha votato, perché questa città bisogna ricostruirla e possiamo costruirla soltanto insieme. Io sono per Pili, sono contentissima, veramente un giovane, e questo mi fa sperare, insomma, che veramente Iglesias cambi. Auguro al sindaco Pili che riesca a riportare Iglesias ai fasti del passato. Beh, intanto lui ha promesso che risolve il problema dell'acqua. È un sindaco giovane, va bene. In Consiglio Comunale entreranno, per quanto ci riguarda, 18 volti nuovi, gente che non ha mai avuto niente a che fare con i partiti, che ha voluto cambiare questa città, si è messa a servizio del nostro progetto politico. Insomma, spazio ai giovani, là. Spazio ai giovani. La prima richiesta che farete a Pili qual è? Anche non di carattere strettamente... Organizzazione dei servizi. Organizzazione dei servizi. Mi aspetto molto da lui. Siamo stati sempre a fianco suo, non siamo andati a fare i venditori di pentole nelle case, mascherandoci e facendo gli inviti a certe cerchie di persone e con le agende prendendo i nomi di chi eventualmente era mi il votava. vizio che avevano sempre nei partiti, lo stesso vizio di avere la cerchia, di dire tu mi hai votato e perciò io terrò conto di te, tu non mi hai votato, non terrò conto. Iglesias, il nuovo sindaco Mauro Pili. In effetti mi sento quasi un po' in imbarazzo a parlare con il collega Mauro. È da questo scranno illustre che il nostro collega Mauro Pili comincerà la sua grande avventura politica qui ad Iglesias. Io credo che ci debba essere da parte di tutti la volontà di ricomporre le divisioni, che siano ancora maggioranza e opposizione, ma che sicuramente si partecipi tutti per una ricostruzione, partendo non più dagli schemi vecchi dei partiti, ma pensando più alla nostra città e meno alle segreterie dei partiti. Nell'aula consiliare erano esauriti anche i posti in piedi. Se la pioggia non ci avesse messo lo zampino, ieri sera la piazza municipio di Iglesias sarebbe stata gremita di persone che, attraverso un monitor, avrebbero seguito la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. Mauro Pili, il giornalista 27enne che i direttori hanno voluto sulla poltrona di sindaco per i prossimi 4 anni, può contare sull'entusiasmo di una città che ha riscoperto il fascino della politica, ma che ha bisogno di riscattarsi agli occhi dei suoi abitanti e di quelli dell'intera Sardegna. Forte dei 18 seggi su 30 conquistati dalle 2 liste civiche che lo hanno sostenuto, Pili ha ottenuto ieri sera la fiducia del Consiglio per sé e per la sua giunta di tecnici, nella quale gli assessorati sono stati sostituiti da dipartimenti. Ora l'appassionante campagna elettorale è finita e il baby sindaco deve realmente confrontarsi con i gravi problemi della città. Mauro Pili li ha elencati nelle sue dichiarazioni programmatiche e ha spiegato come intende risolverli. Ha ripetuto che martellerà la regione perché eroghi immediatamente il finanziamento di 15 miliardi per l'eduzione dell'acqua dalla miniera Campo Pisano. Quello idrico è il problema più urgente a Iglesias. Ha detto che ne chiederà altri 10 per riparare le condutture. Ha scommesso che riuscirà ad attirare i turisti. Pili intende anche razionalizzare l'urbanistica, chiedere un punto franco per la produzione nella zona industriale di Portovesme e velocizzare la macchina burocratica. Le idee insomma ci sono, la scommessa ora è riuscire a metterle in pratica nei prossimi 4 anni.